È stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza l'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha appiccato l'incendio che ha devastato la cooperativa agricola castellana in via Bordignona a Castelfranco. Nelle immagini che sono state consegnate agli inquirenti si vede un uomo con addosso un giubbotto catarifrangente ed il volto coperto da passamontagna avvicinarsi ad uno dei furgoni parcheggiati sotto la tettoia esterna dell'azienda con una tanica in mano, verosimilmente piena di benzina. Poco dopo le fiamme divorano tutto. Le indagini sono ora rivolte a dare un nome ed un volto a questa persona che dopo aver appiccato le fiamme si è allontanata correndo dalla cooperativa. Tra le piste anche quella di un ex dipendente che in passato avrebbe messo in atto atteggiamenti minatori nei confronti dell'azienda e di una dipendente. Intanto è in corso la conta dei danni che sono molto ingenti e oltre alla cooperativa hanno interessato anche il magazzino dove erano custoditi tutti i materiali del palio di Castelfranco andati completamente distrutti.